Questa è la storia di Ezzelino III Romano, detto il Terribile. Nasce nel 1194 in una famiglia feudale molto attiva politicamente e militarmente in Veneto. Già a 19 anni scende in campo col comune di Padova nell'attacco contro Este e si distingue come costruttore di armi d'assedio. A Vicenza e da Romano sono alleati con i da Vivaro contro la fazione dei Conti Maltraversi, che riescono a prendere il sopravvento. Ezzelino a 25 anni col proprio esercito li sconfigge, ottenendo di poter rientrare a Vicenza con il fratello Alberico. Quando nel 1223 il padre, ritirandosi un convento, affida il comando a Ezzelino e Alberico, i da Romano possiedono molte proprietà nel Trevigiano e Vicentino. Riescono a entrare anche nella politica veronese grazie al matrimonio di Ezzelino con Zilia da San Bonifacio e della sorella Cunizza con Rizzardo da San Bonifacio. Nel 1226, grazie a un colpo di stato antiimperiale, Ezzelino viene nominato podestà. Aiuta poi i comuni della rinata Lega Lombarda, impedendo all'imperatore Federico II l'accesso alla Valle dell'Adige. L'anno dopo la Lega, ottenuta la pace, costringe Ezzelino a dimettersi. Lui in reazione si allea con l'imperatore e riprende Verona con la forza. Nel 1236 Ezzelino, attaccato dai Padovani, Vicentini e Trevigiani, chiede aiuto a Federico II. Insieme respingono gli invasori, prendono Vicenza e l'anno dopo anche Padova, portando Treviso alla resa. Ezzelino doma questa città poi col pugno di ferro. Federico e Ezzelino sconfiggono la Lega a Cortenuova. L'imperatore, per ricompensare l'alleato, gli promette in sposa la figlia. Nel 1238 Ezzelino, anche grazie a questo matrimonio, diventerà vicario imperiale dei territori conquistati. Negli anni dominerà su Bassano, Belluno, Brescia, Padova, Trento, Verona e Vicenza, creando una sorta di signoria. Ma quando nel 1250 Federico II muore, Ezzelino diventa vulnerabile, il Papa lo scomunica e nel 1256 parte una crociata contro di lui, guidata dagli Estensi supportati dalla Chiesa, con partecipazione di Venezia, Bologna, Mantova, il conte San Bonifacio e molti altri signori. Padova viene liberata, ma Ezzelino, sfruttando la poca coesione dei nemici, riesce a tenerli testa per 2 anni. Gli alleati di Ezzelino stavano diminuendo e quando tenta di prendere Monza per aiutare i ghibellini lombardi nel 1259, i nemici gli tagliano la ritirata e lo sconfiggono a Cassano d'Adda, lo catturano e lo rinchiudono a Soncino, morirà poco dopo. I nemici hanno descritto Ezzelino come un crudele tiranno. Una volta sconfitto hanno fatto in modo di distruggere gli iscritti dalla sua parte.